E buongiorno a tutti, allora cosa dire, oggi siamo mercoledì 26 maggio e dobbiamo dire che già da 2 giorni che non vediamo il titolare. Siamo Marco, sempre le tre sorelle, al posto del titolare è arrivato il gigante buono Paolo, però c'è la Sabri, Sabri saluta, quindi se non c'è, noi preferiamo che ci sia la Sabri e non e non il Marco, anche perché essendo interista adesso se la pompano, abbiamo vinto, intanto va via anche Conte, quindi adesso vediamo, forse per quello sarà andato a Milano per vedere dell'Inter come va. Abbiamo sempre Paolo, Paolo, Giampiero, Giampiero che oggi ha mal di schiena, così grande, e poi c'è un nuovo ente, ecco là, vedete, pian piano tutti senza mascherina, a parte Paolo perché è vicino, gli altri siamo tutti stati, quindi noi le regole le rispettiamo. E oggi, leggendo qui che anche, sapete che c'era il Covid, dava dei sintomi, e c'è anche l'anusmia, e mi è venuta spontanea, è un po' piccantina, ma insomma, la mattina fa bene. ma non gravissima, insomma. E c'era questa, praticamente, questa signora, questa giovane donna che aveva purtroppo lì, aveva un odore un po' particolare, cioè aveva, capito? Cioè, non so, adesso aveva questo odore di cipolla, cioè, diceva, aveva provato sei ginecologi, creme, niente, questo odore è proprio tipico, questo e allora dice, non si arriva, è una sua amica che lavora in ospedale, che lavora con me Paolo, gli ha detto, ma guarda che c'è in odontoiatrica un ragazzo che soffre di anusmia, sai cos'è l'anusmia? Sì. Ignoranza totale, cioè, non sentiva gli odori. Oh, ma fammelo conoscere, è anche un bel mulo, ma fammelo conoscere, Piero, fammelo conoscere. Allora va, lo vanno a conoscere, questi qua vanno in giro, così colà, e lei, sai, sempre paura perché era anche anni che con questo problema non riusciva. Allora lo porta a mangiare fuori, aperto, il 1° giugno, aperto, dentro. Tre sorelle si mettono lì, sai, senti, allora lei gli dice, senti questo cabernet, lui magari, non sento gli odori, non si è peccato. Due carbonara, senti che, no ma non sento. Però il dolce, senti che, ma lui, ma non sento niente. Comunque bevi così, bevi colà, sento, non sento, va a casa di lei. Cominciano, ticche, 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 zac, lui va sotto e comincia. Lei finalmente, che spettacolo, era anni che non. Cioè, a un certo punto, dopo 10 minuti, questo qua esce dalle lenzuola e fa, scusa, ma cosa sei? Scusa, ma hai la. Che ti puzza di cipolla? Ma Dio, ma scusa, non sentivi il cabernet, non sentivi gli odori, non sentivi niente. Soffri di anosmia, eri lì, tanto bene. Continua. No, no, non sento gli odori, ma hai 10 minuti che mi lacrimano gli occhi. Signori, piccantina, benaugurante dalle tre sorelle, il gigante Paolo che fa Dinsi un man, sempre, adesso va a prendere i ragazzi che lui dopo porta, bravo Paolo, certo, grazie. ci vediamo domani, sempre a Dio piacendo, dalle tre sorelle Galas, gruppo delle 7:20, ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao.